Come va? Bene. A parte questo cavolo cappuccio di Fredo Bacon, sono tutto inciazzate. Kartoffeln. Non si capisce più una Eva Enger. Un giorno fa caldo bissen. Un giorno dopo freddo della Matonen, veramente. E dopo ti ciappi su qualche malore, ma è tutta colpa di cambiamento climatico. Scie chimiche. Riscaldamento globale, combustibili fossili, plastica in mare, mondizia in strade, cicche per terra, una scarpa sola in Transpolesane. Greta Thunberg si starà rivoltando in cerata gialla. Ecco, no, perché poverina pensavo che... Per fortuna ci sono quelli che buttano purè addosso a quadri famosi. Ho letto su Enciclopedia Conoscere. Sì, conoscere. Che buttare purè addosso a quadri famosi aiuta a ridurre il riscaldamento globale. Certo, veramente, assolutamente. Bravi a tutti. A parte le teorie sul clima, noi volevamo sapere come sta tuo cugino Yannick, appunto, e se gli è passata anche l'arrabbiatura, insomma, per l'errore dei giudici, insomma, che gli sono costati, sembra, anche Monte Carlo, Kaiserslautern. Ropita matti. Io ho chiamato subito. Dopo ho chiamato e ho detto: ehi bro, come fa? Hai pale che girano come centrifuga in lavatrice? Va bene. E lui, ciao fa, se io adesso metto zucchero in mie mutande, fa zucchero filate? Vabbè, queste metafore culturali. Non voglio più pensare a questo, se no mi rosico fecato. Giusto, boh, tu sei più forte di tutti. Ormai è grappa passata. È grappa passata, sì. Case Chaffen. Questa è chiara. Giusto fra. Adesso ti saluto che mi è arrivato postal market. Primavera, estate 2022. Un po' in ritardo. Ha detto ciao, stammi bene, e poi io non ho più sentito. Ma con tutti i campioni che frequenta tuo cugino, tu ne hai conosciuto qualcuno? Kartoffeln. Dai, conosciuto. Sentiamo. Allora, ricordo per esempio un giorno che pioveva e che tirava eine forte vento. Ieri praticamente. E c'era eine festone da fuoco con tanti campioni di tennis e ricordo che mio cugino mi dice: Gian Franz, vieni che ti presento eine campione. E mi fa: ecco, questo è Ciocco. E ho detto: Ciocco, svizzero? E ho detto: no, Novak, grande, bravo, bravissimo. Oppure che mattacchioni che siete. Oppure ricordo un'altra volta, era 24 dicembre, ricordo ancora la data, e lui mi ha detto: Gian Franz, vai a letto presto che domani arriva Nadal. Lo sapevo io. Una volta mi ha presentato quello che scappa sempre, Alcaraz. Non è fuga d'Alcaraz, ma dai, ma per Ho conosciuto piacere. quello che ha fabbrica di coppe e cuscini. Chi è quello che ha fatto? Federer. Poi anche quello che ha collezione di cappelli. E temo un po' chi abbia collezione di cappelli. Berettini. Berettini, ma guarda, Poi anche quello che ha alito cattivo. Chi è quello che ha l'alito? Fognini. Ma no, ma dai, ma anche le sorelle che fanno la grappa alle pere. Le Williams. Sì, vabbè. E poi ho conosciuto anche quello che dice brutte parole. Chi è? Bjorn Borg. Ma no, ma dai. Ma ho conosciuto anche altri VIP, quelli che fanno musica. Ho conosciuto Zucchero. Era là in un bar. Poi sono arrivati paparazzi e Zucchero è filato. Poi ho conosciuto un altro musicista. Un batterista. Mi pare lui chiamava Tilio. Beh no, lo conosciamo anche noi. Tilio di Piscopo era lì col suo collaboratore. Sì, Johnny Pezze Size. Grazie Gian Franz. Grazie a voi. In collaborazione con Autozai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Gruppo Kairos.